Il dato è allarmante: in tutta la Sicilia 179 nuovi contagi, il 2,8% dei 6.329 tamponi fatti, mai così tanti. Aumentano anche i ricoveri da 187 a 194 e i malati in terapia intensiva che salgono di 1 da 14 a 15. Ieri la Sicilia è stata la terza regione italiana per numero di contagiati. Servono misure urgenti per contenere gli assembramenti, dicono gli esperti. Palermo resta il fronte più caldo, ieri è stato record di positivi, 70 casi. Focolaio alla missione di Biagio Conte. I primi tamponi hanno già svelato 37 casi, tra i quali ci sono anche 2 missionari. L'unica soluzione, così ha stabilito il tavolo insediato all'ASP, è quella dell'isolamento. Da mezzanotte di ieri le strutture hanno chiuso le porte. Le forze dell'ordine presidiano le cittadelle degli ultimi, soprattutto quella di Via dei Collati, perché non sarà facile tenere più di 700 persone sotto chiave per 15 giorni. Gli ospedali sono sotto pressione, pieno il cervello, si allestiscono nuovi posti al civico. È in queste 2 strutture che vengono portati i casi sospetti. Si procede con fatica, servirebbe altro personale. Nella provincia c'è poi il caso Corleone, ma anche un focolaio a Bagheria, 12 contagi in 2 giorni. A Enna l'ASP cerca i passeggeri che hanno viaggiato lo scorso 11 settembre su un pullman della SAIS partito dalla stazione di Palermo e diretto a Enna Bassa, corsa della 17:30. Una turista spagnola che era a bordo è risultata positiva. A Ragusa tornano a crescere i casi, sono 17, tra questi ci sono un bambino di 3 anni che frequentava una ludoteca di Modica e una ragazzina di 12 anni che è entrata in contatto col piccolo. A Catania si registrano 15 casi, Trapani 31, Siracusa 29, Messina 4, Enna 3, Caltanissetta 2, ad Agrigento 6 nuovi casi, tra Licata e Sciacca. Ed è già in corso alle aziende sanitarie siciliane la distribuzione del primo carico di 750.000 tamponi rapidi acquistati direttamente dalla regione siciliana per un'ulteriore attività di ricerca del virus nell'ambito della pandemia. Si tratta di test i cui risultati possono essere ottenuti in pochi minuti, permettendo così di evitare eventuali rallentamenti al sistema sanitario impegnato nell'emergenza. Su disposizione del presidente della regione Nello Musumeci, oltre che alle aziende sanitarie, i tamponi sono stati messi a disposizione delle case circondariali di Palermo.